Federico Gatti, dos, tres, quattros, giros, Kenan Yildiz. E lo ripeto, e non ho paura di dirlo, Federico Gatti, dos, giros, Kenan Yildiz e Federico Consensao. Io intanto vi saluto ragazzi, bella a tutti ragazzi, ben ritrovati, scusate per l'inquadratura, ben ritrovati in un nuovo video del Mercato Batman Napoletano, come state? Va giù, spero tutto bene. In questo video va giù andiamo a fare il post partita di Roma-Lazio, big match di giornata. Allora, va giù, partita finita 3-3, Federico Gatti che segna all'ultimo, tra l'altro fa un ero gol, mamma mia. Prima gol alla Roma, ma ricordo sinceramente che ha segnato, mamma mia, sinceramente non ho mai visto un gol così bello. Poi mi sono ricreduto con il gol della Juventus nel secondo tempo di Consensao, se non sbaglio. Sì, Consensao. E mamma mia, ha tirato un pallone esagerato in dosetto, mannaggia, veramente. Poi ha segnato Nata Otarumo, poi tre volte, tutti stiano dicendo 5-1, 4-1, 3-1, ma ha detto pure, si chiamate con un compagno mio, Freitag, ha detto tutte e due, 4-1, 3-1, 5-1, e ci potevo pure stare, la partita poteva finire pure così, poi la Juventus si è ripresa con il 3-2 e poi hanno avuto la forza di arrivare col 3-3 alla fine, al 93esimo. Poi c'è stata una piccola diatriba tra Spalletti e Dica, cosa che facevo pure tempo Napoli, Spalletti che a un certo punto tra primo e secondo tempo in da pausa si appiccicava con la gente, veramente. E per noi va giù il 3-3 fa benissimo, va giù, veramente va benissimo, perché ora siamo a più 2 dalla Roma e potrebbe essere che se perde la prossima la Juve, se la perde la prossima, il Como stasera vince, domani sera dovrebbe giocare. Se il Como domani sera vince pure la prossima, la Juventus andrebbe in zona Conference League. Ma vabbè, poi laggiù noi abbiamo per esempio, noi la prossima con Torino ci sarà allo stadio, c'amma vincere 1, 2, 3 Milazzi, amma vincere a prescindere veramente laggiù, perché sì, dobbiamo sempre scappare, perché metti caso che la Roma vince la prossima, perché sicuramente vincerà contro il Genoa, e metti caso, lo ripeto, sicuramente vincerà contro il Genoa, va più 1 dal Napoli e noi a vincere, così stanno sempre sotto a noi. Però la cosa buona è che stanno tutte e due sotto a noi, sia Juve che Roma. Bene ragazzi, grazie a tutti per la visione, ci vediamo in un prossimo video, mi raccomando iscrivetevi al canale e lasciate un bel like. Ciao a giù, e questo video è stato fatto in collaborazione con The World of Football e il mondo del calcio. Ciao a giù.